Allora, siamo sempre qui, siamo a Bologna per Zoo Wine Fair e siamo in compagnia di... Matteo Gini, azienda Agricole Gini. È stata una bellissima cantina che sicuramente io sono andato a visitare. Tuo papà è un mito direi, perché mi ha raccontato cose che si è inventato lui in cantina. È vero o non è vero? Ha fatto la storia, diciamo, un po' dell'enologia italiana, quindi tra i primi a non usare soffitti in vinificazione già dall'85, quando sembrava una cosa assurda. Vinificazione tutta per verticale, quindi per non stressare mosti, usare pompe, evitare tutto. Io vi ho incontrato diverse volte, infatti tu adesso mi dici ma cosa vuoi che aggiunga ancora, abbiamo parlato tante volte insieme. No, però voi state sempre mietendo dei successi, dei riconoscimenti e parliamo del Salvarenza, no? Parliamo del Salvarenza, quest'anno è stato premiato il Salvarenza 2022, annata molto complicata, molto calda, secca, abbiamo dovuto fare una grande selezione, abbiamo fatto un meno 40% di produzione per quest'annata, però Però alla fine è rimasto... abbiamo dovuto farne poco ma ha fatto molto bene, infatti già adesso si sente un vino bello pronto, nonostante sia un vino anche da attendere, un vino molto longevo, quindi abbiamo portato anche un 2014 da comparare. Hai fatto anche una... No, questo mi sembra... Qual è il mio? Questo? Forse questo? No, questo è il mio. È il tuo questo? Quindi passiamo da... Qual è il mio questo? Allora, parentesi sui bicchieri, perché qui ovviamente dobbiamo giocarceli. Allora dicevi che hai portato due annate proprio per creare un confronto tra una vecchia annata e il 2020. Sì, Quali differenze tu ci indichi? Diciamo? sono state, diciamo che il Soave dalle vecchie vigne, vinificato bene, è un vino da potenzialità incredibili, grande longevità, può durare anche 20, 25, 30 anni. Abbiamo due annate a confronto molto diverse una dall'altra, come dicevamo prima 2022, annata molto calda, secca, contro una 2014 invece è stata un'annata molto piovosa. A luglio ho fatto 21 giorni di acqua, ha continuato a piovigginare fino ai primi giorni di settembre, poi solo chi ha saputo aspettare, quindi a raggiungere metà ottobre, fine ottobre, ha portato a casa delle uve mature con una bella acidità data dalla freschezza dell'estate e adesso sente i risultati. Io direi che grazie anche al vostro lavoro il Soave sta un attimino scollinando, nel senso superato quella fase di alcuni anni fa un po' di diciamo anonimato e adesso sta diventando un vino di riferimento. Sì, c'è ancora tanto lavoro da fare per il Soave, siamo in un momento in cui comunque anche i consumatori cominciano a riconoscere le potenzialità della Garganica di Collina, quindi le differenze poi tra le varie uva, comunità geografiche, e vediamo che come gruppo di produttori privati c'è sempre più attenzione a questa cosa, quindi sempre magari meno vino base, tra virgolette, e sempre più. Nicchie importanti. Esatto. E adesso facciamo un brindisi assaggiando. Cosa ci fai? Facciamo il 2022 o il 2014? Ok, ok.